Anche oggi in Veneto poco meno di 4.000 nuovi positivi, esattamente 3.846 casi Covid nelle ultime 24 ore, 657 invece i contagi rilevati nella Marca Trevigiana, con un'incidenza di 500 casi ogni 100.000 abitanti e un R-Conti a 1,4. Crescono anche i ricoveri con 50 pazienti, si tratta soprattutto di anziani con patologie senza quarta dose, da cui l'invito dell'USL 2 rivolto agli over 60 e ai fragili. Vaccinatevi, perché ogni giorno aumentiamo di 41 positivi su 100.000. Quindi questo è un po' un segnale d'allarme. E a proposito di vaccinazioni, dal 25 ottobre si parte con quella contro l'influenza stagionale. Giovedì scorso il direttore generale ha incontrato i medici di base che hanno dato massima disponibilità ad effettuare le inoculazioni presso i propri ambulatori, così come le farmacie. Sarà poi possibile effettuare nella stessa seduta sia il vaccino contro il Covid che l'antinfluenzale. Quest'anno, dopo 2 anni dove l'influenza non ha imperversato perché avevamo le mascherine, sarà veramente preoccupante, per cui il vaccino ci protegge. Intanto anche l'ULSS è alle prese con gli aumenti vertiginosi delle spese per luce e gas. Abbiamo 21 milioni fino ad oggi solo di aumento di costi di energia e di calore. Stiamo lavorando su cose molto di basso rilievo, ovviamente, che sono chiusure di computer, gli uffici che chiudono alle 17, una serie di azioni. Stiamo portando avanti sempre più un concetto di energie alternative. Difatti abbiamo i pannelli solari negli ospedali, anche nel nuovo ospedale di Treviso ci sarà, l'energia alternativa coi pannelli solari. E a proposito della nuova cittadella della salute, Stiamo portando le grandi macchine dentro perché finalmente, nonostante appunto la crisi dei microchip eccetera, ci stanno arrivando TAC, risonanze, CyberKnife eccetera, macchinari che sembrava non dovessero arrivare e quindi non potevamo montare all'interno della cittadella. Lo stiamo facendo in questo momento, quindi buona prospettiva di chiudere entro l'anno con l'inaugurazione della cittadella della salute.